cos'è il congedo parentale, chiamato da tutti maternità facoltativa, e soprattutto come funziona? Andiamo a scoprirlo insieme. Il congedo parentale, chiamato da tutti maternità facoltativa, non è altro che un'astensione per l'appunto facoltativa che può essere richiesta dalla madre o dal padre lavoratore dipendente. Ma esattamente quanto spetta di congedo parentale e quanto viene pagato? Attenzione, bisogna differenziare per capire bene quanto spetta da quanto viene pagato. Iniziamo nel spiegare quanto spetta di congedo parentale alla madre e al padre lavoratore dipendente. Infatti, alla madre lavoratrice dipendente spetta un massimo di 180 giorni, cioè 6 mesi richiedibili per figlio, mentre al padre lavoratore dipendente spetta un massimo di 6 mesi che possono essere elevati a 7 qualora prendesse 3 mesi consecutivi di congedo parentale. Se però il congedo viene preso da entrambi i genitori, il limite massimo complessivo è di 10 mesi, che può essere elevato a 11 mesi qualora il papà usufruisca di 3 mesi di congedo parentale in via continuativa. Se invece il genitore è considerato solo, quindi l'affidamento è affidato solo a uno dei due genitori o non c'è stato il riconoscimento, eccetera, il limite massimo per il genitore è di 11 mesi. Capito quanto spetta in termini massimi tra padre e madre, andiamo a vedere l'indennizzo economico che si ha quando si richiede il congedo parentale. Dal 13 agosto del 2022 c'è stata una novità, infatti hanno aumentato l'indennizzo economico, cioè il pagamento che si ha col congedo parentale, richiedendo il congedo parentale, da 6 mesi a 9 mesi. E esattamente cosa dice la normativa? La normativa dice che spettano 3 mesi indennizzati alla madre, 3 mesi indennizzati al padre e 3 mesi che possono essere divisi tra mamma e papà indennizzati. Quindi cosa vuol dire? Che se la mamma si prende i suoi 3 mesi e si prende gli altri 3 mesi che possono essere divisi tra mamma e papà, e quindi per raggiungere i 6 mesi che sono anche il limite massimo che lei può richiedere di congedo parentale, al papà spettano 3 mesi di congedo parentale indennizzato. Ma nulla vieta che può essere il contrario, quindi il papà si prende i suoi 3 mesi e prende gli altri 3 mesi. Alla mamma rimarranno 3 mesi indennizzati, quindi pagati, ma avrebbe a disposizione anche altri 3 mesi per arrivare a lei, il monte totale suo di 6 mesi, non pagata, quindi avrebbe i suoi 3 mesi restanti pagati e gli altri 3 che può comunque richiedere ma non pagata. Capito il funzionamento dell'indennizzo, andiamo a vedere esattamente a livello economico quanto spetta. E là bisogna fare una differenza tra lavoratore del settore pubblico e lavoratore del settore privato. Infatti, se sei una madre o un padre lavoratore dipendente del settore pubblico, spetterà un mese di congedo parentale al 100% e i restanti al 30%. Se invece sei un dipendente del settore privato, con la nuova legge di bilancio è stato introdotto la possibilità per i dipendenti privati di avere uno di questi 9 mesi indennizzato all'80%. Pertanto per il settore privato spetta un mese all'80% e i restanti al 30%. Attenzione però, questo mese all'80% spetta solo perché è terminato la maternità o la paternità obbligatoria dopo il 31/12/2022. Capito l'indennizzo economico a quanto ammonta, dovete sapere che il congedo parentale può essere preso sia in maniera continuativa, quindi per esempio nel caso della mamma può richiedere tutti i 6 mesi in un'unica soluzione, oppure anche frazionato, quindi può prendersi un mese, gli altri mesi richiederli più avanti, eccetera. Altra cosa importante da sapere è che il congedo parentale può essere richiesto anche ad ore. Per scoprire come funziona il congedo parentale ad ore, vi aspetto nel prossimo video. Se nel frattempo volete fare richiesta del congedo parentale, vi aspettiamo nei nostri uffici ITAL per fare la domanda. Vi auguro una buona continuazione. Ciao!